Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Ennesimo incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda che produce prefabbricati in cemento, in via Est Europa a Cardano al Campo. 2 operai sono rimasti schiacciati da una gabbia di metallo del peso di circa 100 kg. Uno di loro, un 59enne, a causa di traumi alla schiena e alle gambe, è stato trasportato con la massima urgenza in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. È andata meglio al collega 38enne che ha riportato traumi minori alla spalla e alla testa ed è stato trasportato all'ospedale di Busto Arsizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Sempione, i carabinieri della compagnia di Gallarate, ATS e i soccorritori del 118 in forze massicce. Un altro incidente, questa volta stradale. È accaduto nel primo pomeriggio a Besozzo, dove in via 25 aprile una donna di 43 anni è stata investita. È in gravi condizioni per i numerosi traumi subiti, tra i quali desta grande preoccupazione quello cranico, però non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo, insieme con un'ambulanza, è atterrato anche l'elisoccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Continuano a destare parecchia preoccupazione gli incendi scoppiati tra ieri e oggi. 3 roghi addirittura sono divampati sin dalla tarda mattinata di oggi nel VCO. I vigili del fuoco e le squadre A e B sono impegnate a Gurru, in località La Piazza, in Valle Canobina, con le fiamme che sono alimentate dal forte vento. In Ossola, a Trontano, vicino a una cava, in Valle Anzasca, a Calasca Castiglione, in località Colombetti. La situazione è monitorata costantemente anche perché le forti raffiche di vento rendono difficile le operazioni di spegnimento. Nel frattempo è stata ancora una giornata di paura a Maccagno per il violento incendio che da ieri divampa sul monte Gambarogno in Canton Ticino. Il valico di Indemini, al confine tra Italia e Svizzera, è stato chiuso e sono state evacuate 32 persone. Capitolo Covid. Si registrano nuovi miglioramenti nel bollettino regionale, emerge che l'incidenza in Lombardia continua a calare. L'indice di positività è pari all'8,9% oggi contro il 9,8% di ieri. I nuovi positivi sono 5.417, ieri erano 14.558. In provincia di Varese si registrano 699 nuovi casi contro i 1.243 di ieri. I tamponi processati sono stati però inferiori rispetto alla precedente misurazione, 60.309 contro i 147.338 di ieri. Sul fronte ospedaliero diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, con 3 unità in meno. Aumenta però l'occupazione nei reparti non critici con 12 nuovi ingressi. I decessi registrati oggi sono 76, mentre ieri erano 62. Spostiamoci ora a Malpensa. Continua l'avvertenza sindacale contro l'esternalizzazione del servizio di pubblica informazione di SEA e il passaggio ad altra società di 60 dipendenti. Nel frattempo, oggi, la società che gestisce gli aeroporti milanesi ha consegnato ai lavoratori le lettere che comunicano che da domani saranno trasferiti alla neonata Airport ICT Service le attività che li riguardano. SEA manterrà per ora il 100% delle quote della nuova società. La definitiva cessione avverrà entro settembre. Infine, l'ecomostro di Legnano. È in vendita dopo 10 anni il cantiere di Viale Cadorna, che è un pessimo biglietto da visita per la città. Il servizio di Luigi Crespi, immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Siamo in Viale Cadorna, questo alle nostre spalle è il Residence Settimo Cielo, uno dei simboli della città da ristrutturare. 10 anni fa l'operazione andò a rotoli sulla scia della crisi immobiliare che costrinse parecchie imprese del territorio ad abbandonare i cantieri già aperti. Oggi l'immobile va all'asta. Prima ancora della prima battitura d'asta, già uno sconto da 1,3 milioni a 900.000 euro, sintomo che effettivamente il mercato immobiliare è ancora molto debole. Qui la possibilità di rivedere questo progetto è uno dei punti qualificanti del nuovo Cadorna, che insieme alla caserma e alla ex Gianazza, al confine con Cerro Maggiore, è proiettato verso una dimensione tutta nuova. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 13 di domani del notiziario di prealpina.it.